Allora, buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar promosso dall'ASVES, l'Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, con Commercio Veneto in collaborazione con il Dipartimento di Management dell'Università di Venezia, Ca' Foscari, e per fare una riflessione su, come dire, le grandi questioni che abbiamo di fronte legate alla grande crisi socio-ambientale, le temi come il cambiamento climatico, il consumo di suolo, la perdita di biodiversità, insomma, la questione del lavoro, quale il tema della transizione ecologica, sono grandi temi che in qualche modo questo tempo post pandemia, forse se possiamo dire che siamo in post, perché forse siamo ancora invece dentro questa grande pandemia che ha contraddistinto e che ha cambiato completamente la nostra vita negli ultimi 6-8 mesi, per capire come queste grandi fronte, che sono sfide che possono avere anche delle grandi opportunità. Il punto di portare attenzione certamente abbiamo di fronte dall'Agenda 2030, questo importante che ha trovato la traduzione a livello nazionale, la strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, concretamente grandi obiettivi che sono i sviluppo sostenibile in una programmazione e in politiche che dovrebbero poi dare risposte concrete alle emergenze e alle possibilità di sviluppo. E oggi questo aspetto, cioè possiamo tradurre in che modo realizzare l'Agenda 2030 nel contesto anche veneto, nel contesto italiano e veneto, e come questi strumenti, questo grande strumento e questi poi strumenti regionali possono rappresentare, come dire, un orizzonte per quanto riguarda la messa in campo di politiche, di azioni, di risposte economiche e sociali per la favorire quindi la transizione energetica, per come dire, contrastare il cambiamento climatico con misure di adattamento e di mitigazione che però aiutino anche le imprese a mantenere la propria attività, come in qualche modo si possa individuare una concreta risposta al drammatico consumo di suolo dei nostri territori, ma anche per mantenere e rilanciare uno sviluppo economico e sociale più sostenibile. Sono i temi che cercheremo di affrontare con oggi sono il primo, vi presento velocemente, il primo relatore è Giorgio Santini. Giorgio Santini è il presidente dell'Associazione Veneta per lo Sviluppo Sostenibile, è stato segretario generale aggiunto della CISE, è stato anche senatore della Repubblica nell'ultima legislatura e così proporrà una riflessione dal passaggio dall'Agenda 2030 alla strategia regionale, quindi come dire questa vision internazionale che poi si concretizza in una pianificazione, una programmazione strategica a livello regionale. A seguire l'intervento di Paolo Pileri, invece, che è docente di pianificazione e progettazione urbanistica al Politecnico di Milano, è tra i principali esperti in materia di consumo di suolo, e successivamente la professora Chiara Mio, che è docente tra le altre di pianificazione strategica e management della sostenibilità, che è una grande esperta in particolare di responsabilità di impresa, e che ringraziamo anche perché grazie a lei abbiamo potuto avere tra i partecipanti a questo webinar i suoi studenti del suo corso sulla pianificazione strategica e management della sostenibilità, e quindi anche l'occasione, come dire, per un dialogo che speriamo proficuo nel corso, alla fine degli interventi, con i giovani, con chi in qualche modo sarà chiamato più che mai ad agire, ad intervenire per fronteggiare queste trasformazioni che abbiamo di fronte.
Ecco, ringrazio ovviamente Confcommercio che ha messo a disposizione la struttura online per poter realizzare questo seminario, e il dottor Eugenio Gattolin sarà colui che poi, segretario generale di Confcommercio Veneto, che ci aiuterà a trarre alcune conclusioni, alcune riflessioni conclusive, che non saranno però delle riflessioni che concludono questo appuntamento, perché questo appuntamento è, nella riflessione, nella collaborazione tra ASVES e Confcommercio, un primo momento per avviare poi una collaborazione un po' più strutturata per accompagnare Confcommercio in alcune riflessioni approfondite sulle prospettive che la transizione ecologica pone nel nostro territorio. Ecco, grazie della vostra partecipazione, lascio la parola a Giorgio Santini per il suo intervento. Sì, grazie Matteo, buongiorno a tutti. Io cercherò di essere molto sintetico, anche per approfittare della presenza di persone molto qualificate per la nostra discussione. Qualche giorno fa si è celebrato un anniversario che nel 2015, cioè 5 anni fa, è stata finalmente raggiunta questo accordo in sede di Nazioni Unite sulla cosiddetta Agenda 2030 delle Nazioni Unite, oltre 170 paesi, che si sono dati degli obiettivi condivisi per costruire un percorso di sostenibilità. A livello, diciamo così, inizialmente, principalmente nell'impostazione iniziale ambientale, ma poi anche arricchitosi nel corso delle discussioni anche sull'aspetto, diciamo, sociale e sull'aspetto economico, cioè la sostenibilità come un concetto di progresso che tenga insieme questi fattori e che dia quindi una possibilità effettiva di uno sviluppo che sia sostenibile per le generazioni di adesso e soprattutto per le generazioni future. Questa Agenda 2030 ha dato, con i suoi obiettivi, ha dato origine anche in Italia, e questo è un fatto molto positivo, a una serie di, diciamo, azioni di programmazione, di volontà anche, che sono le cosiddette strategie di sostenibilità. È stata definita a livello nazionale in maniera anche molto, diciamo, ancora generale, è stata definita anche a livello regionale per quanto riguarda il Veneto. Naturalmente è un tentativo forte di inverare, insomma, di utilizzare questi obiettivi, questi parametri da raggiungere per garantire la sostenibilità nelle azioni concrete, poi legislative, nelle azioni e i comportamenti dei soggetti produttivi, dei soggetti sociali, delle istituzioni. È chiaro che per noi è un punto molto importante, insomma, i 17 obiettivi appunto tengono conto di tante situazioni, dell'insieme degli aspetti, e vediamo, ed è molto importante che vengano attuate con il massimo di efficacia. Naturalmente, come tutti possiamo capire e comprendere, negli ultimi tempi a questo percorso iniziato diciamo, c'è stata l'irruzione della pandemia, dell'emergenza Covid, che sostanzialmente ha ridisegnato anche la prospettiva. Diciamo, è stato, come si diceva, uno shock forte che l'intero mondo in qualche modo ha potuto misurare molto negativamente sulla sua propria situazione, e che ha dato vita, per tornare all'Europa, dato vita a un cambio di passo molto importante per quanto riguarda, diciamo, le prospettive future. Ecco, allora il primo tema che io voglio porre è come non solo cerchiamo di accelerare l'attuazione dell'Agenda 2030 con le strategie nazionali e per quanto riguarda il Veneto regionali, ma anche e soprattutto come adesso dobbiamo obbligatoriamente far entrare in campo anche questa accelerazione molto forte indotta dalla necessità della ripartenza post-Covid. È molto importante quello che ha detto la Commissione europea, sia nel discorso inaugurale della Presidente von der Leyen, sia soprattutto ulteriormente in attuazione a questo anche nell'accordo recente raggiunto per quanto riguarda il cosiddetto Next Generation EU, cioè questo fondo, diciamo, di ripartenza e di resilienza, come si dice, che deve servire davvero a cambiare passo. Questo fondo, questa politica europea assume integralmente i 17 obiettivi dell'Agenda 2030. Quindi, diciamo, si è data un orizzonte molto, molto chiaro, e soprattutto
dovrà essere tradotta nei cosiddetti piani nazionali di ripartenza e di resilienza, che sono sostanzialmente le modalità con la quale utilizzare queste risorse. Questo progetto ha due cardini: l'Agenda 2030 di riferimento e il concetto, che purtroppo va avanti molto lentamente, delle transizioni. Cioè bisogna accelerare le transizioni, la transizione ecologica, ambientale, ma anche poi quella digitale e anche quella, diciamo, economica e sociale dal punto di vista della sostenibilità. E questo, a mio avviso, è un punto decisivo. È un punto decisivo anche che si riflette nelle strategie nazionali e anche in quella regionale. Allora, dicevamo prima che ci sono le strategie, sono state un po', diciamo così, con molta gradualità anche nel quadro almeno programmatorio del nostro paese, hanno bisogno adesso di misurarsi con questa nuova realtà. Io cito solo questo dato perché mi pare sfugga un po' anche al dibattito del paese. Il progetto europeo, i fondi europei anche che sono stati autorizzati, hanno dei vincoli molto stretti, sia di obiettivi, l'Agenda 2030 appunto, ma anche di tempi, perché il 70% va programmato obbligatoriamente entro il 2021 di questi fondi e l'altro 30% non oltre il 23. Quindi noi abbiamo davanti 3 anni nei quali dobbiamo mettere in campo, e sappiamo che le pubbliche amministrazioni, gli stati sono sempre molto macchinosi e molto, diciamo, lenti in queste operazioni, quindi una sfida anche forte per le istituzioni pubbliche di dare forza a questi diciamo, obiettivi. Come sappiamo, insomma, per esempio, la transizione ecologica prevede che il 37% di queste risorse siano dedicate alla tematica appunto della sostenibilità ambientale, quindi soprattutto climatica e con tutto quello che ne consegue. Significa per l'Italia, se non facciamo i conti insomma così proprio a spanne, significa circa dai 77 ai 79 miliardi nei prossimi 3 anni dedicati a questo argomento, per quanto riguarda, diciamo, quindi un'occasione molto forte, molto importante che dobbiamo assolutamente cogliere. Come una battuta finale per portarci alla nostra regione, al nostro paese, come Associazione Veneta per la Sostenibilità, per lo Sviluppo Sostenibile, noi abbiamo spinto molto perché la Regione Veneto si dia una strategia che proprio affronti i punti deboli che ci sono ancora in termini di sostenibilità nella nostra regione, che per altri versi ha, diciamo così, standard anche positivi dal punto di vista dello sviluppo, dal punto di vista di aspetti di carattere generale, che sono proprio i temi di cui oggi dobbiamo parlare. Sono soprattutto diciamo così, le conseguenze del cambiamento climatico, che sono nella nostra regione visibili sia sull'aumento dei fenomeni estremi, che abbiamo avuto anche quest'anno in maniera molto molto ripetitiva, di intensità anche crescente, oltre che di frequenza, che sono il consumo di suolo. Siamo la seconda regione in Italia per consumo di suolo, ma quella che ha la dinamica più alta, diciamo, di crescita, anche rispetto alla regione Lombardia, che è quella che ha più consumo di suolo. La nostra, la dinamica è più forte, e questi elementi ci devono spingere a dare quindi alla strategia regionale, in applicazione adesso al piano europeo, in applicazione dell'Agenda 2030, una capacità di essere più efficace, di essere più forte e di partire anche da un coinvolgimento attivo ed esigente dei soggetti rappresentativi. Noi abbiamo molto calcato anche nel confronto con la Regione sul fatto di coinvolgere direttamente le categorie economiche, le categorie sociali, le associazioni a livello territoriale, ambientale, tutto quel mondo che può dare, nel mondo dell'agricoltura come nel mondo della distribuzione, che può dare una capacità di apportare politiche e strategie che siano forti e coerenti con l'Agenda 2030. Quindi l'incontro anche di oggi, a mio avviso, è un passo in avanti, questo che deve far crescere la consapevolezza e soprattutto deve improntare la prossima stagione di programmazione di questi fondi europei straordinari, ma anche di quelli ordinari. Comincia nel 21 anche il ciclo di nuova programmazione dei fondi europei. I bilanci delle regioni, delle istituzioni vanno fortemente calibrati sulla capacità di mettere in campo interventi efficaci per ridurre i divari.
l'obiettivo fondamentale dell'Agenda 2030, gli indicatori di cui si è dotata sui 17 obiettivi, è quello di misurare il divario, la distanza dalla sostenibilità. È ancora alta in questi obiettivi di cui abbiamo parlato, in questi temi, molto alta. Cerchiamo di accelerare fortemente per ridurre questo divario, e questo è, credo, l'obiettivo che abbiamo davanti con questo, diciamo, festival dello sviluppo sostenibile che è in atto in questi giorni in tutta Italia e che deve diventare immediatamente dopo l'elemento anche di forte pressione sulle istituzioni di un'azione convinta e decisa in questa direzione. Grazie a Giorgio Santini per il suo intervento, il quadro che ci ha fatto e quindi il collegamento anche della strategia della sostenibilità dentro le risposte anti-Covid, le risposte anche economiche a livello europeo, e hai anche introdotto il secondo intervento, quello di Paolo Pileri, che dovrebbe affrontare il tema della rigenerazione urbana senza consumo di suolo. In qualche modo già la questione drammatica del consumo di suolo in Italia l'ha accennata Giorgio Santini, ma al professor Pileri lascio ovviamente la parola per così farci un po' il quadro di come, ecco, questo tema del consumo di suolo è drammatico nel suo tempo però è anche una opportunità per ripensare lo sviluppo e la costruzione delle città, e forse non solo delle città, nel nostro paese. Grazie, a lei la parola. Buongiorno, vedete le slide? Giusto, vedete questa slide? Giusto, mi sentite? Vedete la slide? Perfetto. Allora, innanzitutto voglio ringraziare Confcommercio, ma non solo perché ci dà dello spazio, come dire, perché in realtà, come dire, credo che anche per andare in continuità con le parole di Giorgio Santini, io credo che il primo atto da fare oggi, su cui noi siamo straordinariamente indietro, è quello culturale. Cioè, se noi non moltiplichiamo occasioni come queste per dire a tutti, per ampliare il più possibile la piattaforma dei destinatari di questi concetti, noi siamo fritti, siamo fritti. È come se noi, io dico sempre ai miei studenti che è come se, come dire, piovono soldi sull'Italia dall'Europa, i 70 miliardi che diceva prima Giorgio Santini, i 209 che arriveranno dal Recovery Fund, ma è come se noi, come dire, improvvisamente ospitassimo in casa degli ospiti meravigliosi, ma senza mai preparare la casa, senza mai preparare la casa. Ovvero, se noi non aggiustiamo le nostre basi culturali, quando quei soldi arrivano, che non è che arrivano in ritardo, siamo noi a pescarli in ritardo, o quando arrivano non sappiamo che fare, e quindi facciamo a volte delle sciocchezze, investiamo molto male, è perché noi siamo molto convinti, il consumo di suolo è un indicatore straordinario da questo punto di vista, che ci sia un enorme ritardo culturale. Noi dobbiamo investire, ma non andare dai bambini a spiegargli le cose, che ce la prendiamo sempre poi con i bambini, con le scuole, ma dobbiamo davvero fare delle grandi sessioni di formazione rivolte, come in questo caso mi piace molto, alle persone che decidono. Allora, se nel mondo del commercio decidono, dobbiamo arrivare lì. Se nel mondo dei grandi manager industriali, dobbiamo arrivare lì. Dobbiamo lavorare soprattutto su chi ha come dire, la responsabilità delle decisioni, e questo ritardo lo paghiamo caro, lo paghiamo carissimo. Possiamo avere tutte le tecnologie che volete, ma quando non capiamo non servono a nulla. Arrivo al suolo. Allora, il titolo che mi hanno dato, o che abbiamo scelto, se non ricordo, è straordinario, mi piace tantissimo. Mi piace soprattutto per questa parolina che ho messo in evidenza, senza. Perché guardate, mi spiace che non ci sia, come doveva esserci, il sottosegretario all'ambiente, perché questa è veramente una sfida. Allora, la rigenerazione urbana di cui si parla da anni e che è praticamente pitturata in tutte le proposte di legge, in tutte le leggi sul consumo di suolo delle regioni, e anche nelle proposte di legge che nella precedente legislatura e in queste legislature si continuano a dibattere per finta, ma poi non si dibattono, riportano sempre questa parola magica della rigenerazione urbana, come se fosse la rigenerazione urbana il toccasana del consumo contro il consumo di suolo. Bene, questo può anche esserlo, ma può anche non esserlo, perché l'urbanistica è piena, come le politiche, di parole ambigue, di parole che lasciano, come dire, mille scappatoie,
e che ci rifanno ritrovare dopo 5 anni, 10 anni al punto di partenza. Al punto di partenza. Adesso vi mostro perché. Tutti, prima credo che non so se non ricordo adesso se l'ha evocato Giorgio Santini, ma insomma è da 5 anni io, come dire, ne sono onorato di far parte del comitato scientifico di questo rapporto di ISPRA, il rapporto nazionale sul consumo di suolo. Dal 2014 viene pubblicato con grandissima fatica, perché ovviamente non è che piovono finanziamenti per fare questo tipo di ricerche, tutt'altro. Quindi chi la sta facendo, ISPRA, che ricordo è l'agenzia ambientale del governo italiano, quindi non è l'agenzia ambientale del fantastico panettiere sotto casa mia, e quindi dovrebbe essere, come dire, il rapporto da cui si attinge per fare politiche. Ecco, poi invece non viene usato nemmeno per metterlo sotto la gamba del tavolo quando traballa. Bene, qui dentro c'è scritto se, come dire, stiamo andando verso il fallimento o se stiamo migliorando. Questa è la situazione in Italia. Abbiamo ogni anno 5.700 ettari di suolo che vengono impermeabilizzati. Allora, voglio essere chiaro con tutti quelli che ci ascoltano. Allora, il suolo consumato è consumato per sempre, non si torna indietro, non si torna indietro. E i danni che questo produce si sommano ai danni del suolo consumato l'anno prima, che si sommano ai danni del suolo consumato l'anno prima ancora, prima ancora, va bene? 16 ettari al giorno, 2 metri quadrati al secondo. E questa roba qua va a finire ancora in edifici, che tutti noi che studiamo questa cosa, che siamo professori di urbanistica e bla bla, che sappiamo anche se anche su questo le regioni non investono, ma secondo me volutamente non investono, lo Stato italiano non investe nel costruire un database affidabile per capire quanti edifici abbiamo e sono utilizzati, quanti edifici abbiamo e non sono utilizzati, va bene? E quindi potrebbero essere recuperati, bla bla. E continuiamo a costruire edifici. Continuiamo a costruire edifici con tassi demografici negativi, va bene? Quindi con una domanda che è pressoché nulla e che ancora soddisfa più o meno la pancia della finanza in molte situazioni, o semplicemente, come dire, soddisfa una domanda abbastanza, come dire, non consapevole dei danni che genera, ma anche in termini di spesa pubblica. Quindi la situazione continua a essere grave. Già questi dati devono essere letti, a mio modo di vedere le cose, anche come il fallimento delle politiche pubbliche. Ma che queste siano, come dire, del settore commercio, che siano del settore produttivo, che siano del settore manifatturiero o del settore dell'istruzione, non lo so, sono il fallimento di alcune politiche pubbliche che forse dal titolo ci sembrano convincere sull'aver imboccato la via per la sostenibilità, ma poi i numeri ci inchiodano terribilmente al fatto che non abbiamo imboccato nessuna strada per la sostenibilità. Questo appunto per dirvi, no? Nel 2016-2017 consumavamo 14,7 ettari al giorno, 17-18 14, 18-19 16, evviva! Cioè, attenzione, perché dopo noi parliamo di transizione ecologica, giustamente, ma questi sono i dati che ci spiegano che la transizione ecologica noi non l'abbiamo per nulla imboccata, anche se abbiamo qualche pannello solare in più, qualche eolico in più, ma non è avere, come dire, in casa, come dire, qualche lampada LED in più che ci fa sentire un pochettino tutti sostenibili, non è questo. Cioè oggi l'accumulo di ritardo ci deve semplicemente far capire che dobbiamo correre, cioè non c'è più il tempo per prendere decisioni poco alla volta, lo avevamo 15 anni fa. 15 anni fa noi potevamo fare piccoli passetti e arrivare alla sostenibilità senza il fiatone, ma oggi noi dobbiamo correre verso la sostenibilità e arrivare col fiatone, ma perché negli anni precedenti e ancora oggi stiamo dormendo. Questo è, come dire, il Veneto che credo che sia il primo, abbia raggiunto questa straordinaria, come dire, primato. Come vedete, questo è il consumo di suolo nell'ultimo biennio monitorato, 18-19. Questi sono alcuni dati che mostrano il peso del Veneto, perché poi bisogna andare a leggere non solo il consumo di suolo, ma alcuni indicatori che ci fanno meglio capire
che peso abbiamo, per esempio 4,28 metri quadri per ogni ettaro, cioè ogni ettaro, cioè, va bene, che abbiamo del Veneto, è come se venisse rosicchiato ogni anno un po' di più, come se fosse un topo che continua a mangiarsi qualcosa. Ogni ettaro che c'è in Veneto viene continuamente rosicchiato per una quota di 4,28 metri quadri, 2,69 in Lombardia e molto meno in altre regioni. Consumo marginale di suolo cos'è? È praticamente la risorsa, questo è un indicatore importantissimo, purtroppo poco diffuso, meno diffuso di quello che avrebbe necessità di essere, molto diffuso all'estero, guarda caso, anche questo è un indicatore di come le nostre politiche, i nostri politici, ma anche i nostri intellettuali, perché io, come dire, sono parte ho la mia responsabilità di intellettuale, di ricercatore, intendiamoci, di come purtroppo alcuni indicatori poi non essendo diffusi non si crea consapevolezza. Cos'è il consumo marginale di suolo? Quanta risorsa io consumo per avere un abitante in più in quel territorio. È come se, come se l'alimentazione che devo dare a un animale, va bene, perché lui possa vivere. Bene, in Veneto nell'ultimo 18-19 per ogni abitante che è arrivato in Veneto nuovo, va bene, si è consumato un ettaro, una cifra folle, ma folle, va bene, contro i valori normali che sono altissimi, 200, 500, 700 metri quadri per nuovo abitante, sono già valori che ci portano nell'inferno dell'Europa, pensate 10.000. 0,4 metri quadri per ettaro di aree protette sono state cementificate in Veneto, che è il secondo dopo il Lazio a 0,7. Questo per dirvi poi come questi rosicchiamenti degli spazi aperti che noi abbiamo poi si riversano anche nelle aree tutelate, che poi sono quelle che noi pretendiamo essere, come dire, lo specchietto dell'allodole del nostro turismo. Quindi ci sono anche delle contraddizioni dovute al fatto che c'è un'enorme dissociazione delle politiche, cioè la questione ambientale non può essere governata solo dall'assessore, come si chiama, ministro dell'ambiente, ma deve avere una continuità in tutti i settori, e se no non ne veniamo fuori. Questa è una vecchia, è un'antica ipotesi molto carteggiata dall'Europa, che è stata, cioè delle politiche integrate, per parlare in modo tecnico, che è stata accolta da molti paesi europei, da noi no, da noi no, da noi no. Perché deve preoccuparci a questo punto il consumo di suolo? Provo a dirlo in 4 punti che ricordo sempre. Beh, il primo è: più si consuma suolo, meno si mangia. Cioè deve essere chiara questa questione. Quindi il paese deve decidere, il Veneto, la Lombardia, l'Umbria, tutti devono decidere da che parte vogliono stare. Cioè più si consuma suolo, e il suolo che si consuma è agricolo, e più si attacca, si erode la sovranità alimentare, che è la capacità di un paese di poter far fronte con i propri suoli alla domanda di cibo. È una domanda di cibo che non è solamente dei residenti, ma anche dei turisti, faccio per dire, no? Anche di tutte le forze di lavoro che abbiamo su questo paese. Ecco, tanto per non essere equivocato. E poi aumentano i costi di importazione, o quantomeno siamo sempre più nudi davanti alle bizze che può fare il mondo chi ci deve vendere il grano. Perché se chi ci vuole vendere il grano decide, visto che noi abbiamo sempre più bisogno di alzare i prezzi, noi dovremo pagarlo di più. E questo a catena va a, come dire, a mettere in crisi anche il settore del commercio, chiaramente. Quindi anche qui bisogna chiudere i circuiti. Cioè sullo scaffale del piccolo negozio dove io compro la pasta, devo capire che quando prendo un pacchetto di pasta e quel grano non è UE, non è italiano, non è perché vogliono solo fare magari della speculazione in più, ma perché non ne abbiamo più. Non ne abbiamo più. E qui c'è tutto il lavoro anche degli sprechi, ma della consapevolezza. 2, più si consuma suolo e più si affoga. Adesso vi ho messo un'immagine della provincia di Alessandria per non essere eccessivo sul Veneto, ma la memoria ce l'ho. Credo che qualche mese fa eravate tutti sott'acqua, fondamentalmente. Ecco. Allora, più si consuma suolo e più si affoga. Più si consuma suolo, più aumentano i danni ai cittadini, imprese e agricoltura. Pensate anche a tutti i fermi tecnici, un dramma, ma che poi non vengono associati al consumo di suolo, all'aumento di impermeabilizzazione, semplicemente per un difetto culturale.
e aumenta la spesa pubblica. Questa è la situazione della impermeabilizzazione in Veneto. 12,35% del Veneto è una, come dire, è una tavola da biliardo. Ogni goccia che arriva scivola. E se scivola dove va? Va nell'Adriatico. E cosa c'è nell'Adriatico? C'è tutta la laguna, c'è tutta... non è che c'è. Quindi poi vanno tutti sott'acqua, un po' per quell'effetto e un po' per l'effetto dell'aumento dell'acqua da mare. Più si consuma suolo, più rinunciamo a trovare rimedi alle malattie. Guardate che gli antivirus, la penicillina, che non è un antivirus, è un antibiotico, ma comunque la penicillina, la streptomicina, arrivano da funghi, piuttosto che alghe, piuttosto che licheni, piuttosto che protozoi, che si trovano nel suolo, nei primi 30 cm di suolo. Quindi bisogna anche qui chiudere i circuiti. La biodiversità non è il vezzo di 4 ambientalisti o 4 professori che proprio non hanno niente da fare, o dell'Agenda 2030, che è rottura di scatole, questa Agenda 2030 che sono di biodiversità che non capiamo cosa farcene. Dobbiamo spiegare a tutti, ai cittadini, che con la biodiversità noi ci curiamo, rinunciamo alla biodiversità, ci ammaleremo di più. Arriva il primo virus che arriva e ci fotte, ci frega, va bene? Potrei andare avanti per chissà quanto. Ecco, questo è un concetto importante. I suoli non sono una piastra, ma sono uno spessore. I suoli non sono qualcosa di vuoto, malato, morto, che sporca le scarpe, ma sono vita. Anche questo è un concetto che, e sono felice di queste occasioni formative, perché dobbiamo dire queste cose. Il suolo è vita e nel momento in cui lo consumi tu porti morte e non il contrario, tu porti vita a una cosa morta. Quindi ci sono dei ribaltamenti. 4, più si consuma suolo, più andiamo in bancarotta. Questo è sempre tratto dal rapporto sul consumo di suolo. Questo è un lavoro che si sta facendo a scala europea e noi in Italia non lo stiamo facendo bene o quanto è necessario. Allora, vedete quel riquadro rosso in basso? 1 ettaro di suolo consumato porta ad aumentare la spesa pubblica di 30-40 mila euro all'anno, che si sommano al costo del suolo consumato dell'anno precedente. Quindi se l'anno scorso ho consumato 1 ettaro e avevo già un debito, avevo già firmato l'assegno per un debito di 40.000 euro, adesso ne consumo un altro ettaro, ho 80.000 euro di debito pubblico che deve sborsare la Regione Veneto, dovrà sborsare, che poi probabilmente non sborsa, come non lo sborsa la Regione Marche o non lo so chi. Bene, ma questo è un costo, ogni anno aumenta di 1 miliardo. Cioè, è chiaro che quindi non possiamo andare avanti così, come non può andare avanti così la Germania. Questi conti sono molto chiari negli altri paesi, molto indietro da noi. Quindi qual è la sfida? E chiudo, che poi basta cambiare una consonante e tutto drammaticamente cambia di significato. Ma qual è la sfida quindi? È questa, è solo questa. Quello di riuscire a lavorare senza a investire nella nostra città, a investire nelle nostre economie, a investire in nuovi modi di produrre lavoro, e anche a far capire le cose. Io dico sempre, guardate che gli acquisti col click, che peraltro non fanno bene ai piccoli commercianti, credo che questo sia arcinoto, bene, vogliamo fare un webinar una volta sui consumi di suolo della logistica, schiantano i paesaggi, schiantano i suoli nei posti più impensati. Cioè in Lombardia abbiamo negli ultimi 10 anni sono stati costruiti una valangata di capannoni per soddisfare gli acquisti online fondamentalmente, che sono distanti ormai dalla metropoli, perché noi non vogliamo vedere le schifezze quando apriamo la finestra, per carità amore, le facciamo vedere però ai piccoli medi comuni là in fondo, va bene, dove magari c'era anche una via medievale che poteva essere occasione di grande turismo sostenibile, ma abbiamo deciso invece di sovrapporci sopra delle piastre logistiche folli, con un traffico folle che non c'era in quei piccoli comuni, e questa la chiamano resilienza commerciale. Ma che resilienza commerciale? Non ha niente questa roba qua. Allora, abbiamo un patrimonio che non è conosciuto nel nostro paese, che può essere recuperato, straordinario, archeologia industriale, cose meravigliose che io vedo andando lento in bicicletta piuttosto che a piedi, perché bisognerebbe fare un po' di sopralluoghi così per capire un po' come è fatto il nostro paese, dove noi potremmo generare nuove economie, perché le nostre imprese edili, che sono molto importanti nel PIL nazionale, voglio dire, possono continuare a essere importanti, ma lavorando sulla rigenerazione vera, senza consumo di suolo.
E così anche il mondo del commercio ha bisogno, a mio modo di vedere, anche di trovare nuove sfide, lavorando su meccanismi molto capillari e che lavorano sul recupero, perché alla fine nel nostro paese se distruggiamo la bellezza ci ritroviamo a fare davvero semplicemente quelli che vendono cose di altri in cui noi non mettiamo nessun valore aggiunto. Questo non possiamo permetterci. La bellezza del nostro paese sta in queste vecchie strutture che stiamo invece facendo cadere a pezzi. Se qualcuno ha voglia proprio di approfondire, come spero, io, come dire, mi sono dedicato a scrivere delle cose non per me, quindi con le quali, vedete, trovate in Altra Economia questi 3 testi. Tra l'altro uno, quello in mezzo, è la storia di una sindaca che ha voluto interrompere il consumo di suolo nel comune con una vicenda personale problematicissima, ma che alla fine ha avuto un esito molto positivo. Quindi si può interrompere la catena drammatica del consumo di suolo. Buongiorno a tutti, grazie Confcommercio Veneto. Grazie anche a Paolo Pileri per questo suo intervento, molto bello, molto puntuale, molto drammatico per certi aspetti, insomma, sul quale ci aiuta a riflettere. E adesso l'intervento mio dovrebbe affrontare un po' le prospettive legate al tema del cambiamento climatico. Anche questo è un tema drammatico e ha già un po' accennato anche Giorgio Santini, ma certamente il nostro Veneto non è messo bene, su questo fronte non è messo bene il mondo. Però ecco, per esempio, gli ultimi dati ARPA sul cambiamento climatico ci dicono che se a livello globale si registra un aumento di temperatura media di circa 0,9 gradi, 1 grado, in Veneto siamo un po' oltre e si arriva anche a 1,5 punti. Per cui ecco, e non c'è solo un problema ovviamente di aumento della temperatura, c'è anche un problema per esempio del scioglimento dei ghiacciai. Le nostre Dolomiti, in particolare il ghiacciaio della Marmolada, che Veneto lo conosce bene, sa che negli ultimi 30 anni, sono sempre dati ARPA, il ghiacciaio si è ridotto di oltre il 30%. E poi abbiamo il problema dell'aumento del mare, del livello del mare, e anche qui il dato globale è molto inferiore all'aumento del livello del mare dell'Adriatico. E questo non comporta ovviamente solo impatti, abbiamo parlato di eventi estremi, impatti come dire sulla salute, danni, ma impone di ripensare un sistema economico. Certamente il sistema economico del turismo di montagna va ripensato. Certamente, per esempio, l'agricoltura, i dati anche qui ci dicono che negli ultimi 50 anni il ciclo vegetativo della vita è cambiato e arriva a volte 15, a volte 30 giorni prima. Questo vuol dire un cambiamento strutturale anche di questo tipo di economia. Ecco, quindi alla prossima rilanciamo questa questione per dire un po' quali sono le sfide, le prospettive per le imprese rispetto a questa trasformazione che sta avvenendo nel nostro territorio e nel nostro mondo. Grazie, a lei la parola. Grazie, mi inserisco sulla completa, per il tempo che è stato dato, e accurata istanza portata avanti dal professor Pileri e l'oggetto di questo momento di riflessione per intersecare il quadro che abbiamo avuto da Giorgio Santini, dal professor Pileri, rispetto alla prospettiva aziendale. Vorrei partire da questo assunto. Non si affrontano queste tematiche da soli in maniera ideologica, cioè, provo a dirlo in un altro modo, nel 2015, il 27 settembre, nelle Nazioni Unite, c'erano le più grandi aziende mondo, insieme alla politica mondo, insieme a Ban Ki-moon, Angela Merkel, ho avuto l'opportunità di stare lì, ma le più grandi corporation che insieme hanno preso atto di questo. Questo non vuol dire tutte le aziende sono buone, ma neanche tutte le aziende sono cattive, così come non ci si salva da soli, cioè in questa barca che si chiama mondo siamo tutti insieme, quindi è necessario andare avanti senza ideologie. Mi è piaciuto molto il taglio molto concreto portato avanti dal professore, così come l'apertura di Giorgio Santini. Allora, degli SDGs 17, il focus, il drill down sul numero 15, cioè la vita sulla terra, che è appunto il consumo di suolo, vorrei che restasse la filigrana con cui svolgo i miei 10 minuti, quarto d'ora di riflessione dal punto di vista aziendale. E vorrei condividere con voi questo, che il mercato, l'economia, le aziende sono regolate dal meccanismo infernale, ma semplice da capire, che è il meccanismo del prezzo e della convenienza. E purtroppo tutte le volte che per varie ragioni c'è qualcosa che non ha un prezzo, l'economia in maniera non corretta semplifica in un cortocircuito, non dà valore a ciò che non ha prezzo. Quindi se il suolo, per restare nell'esempio, non viene avvalorato,
il cortocircuito, non per colpa delle aziende che sono cattive, ma insomma per una serie di ragioni, non fa sì che ciò che non ha prezzo non ha valore. Quindi la prima cosa è che l'economia ha bisogno di una politica che corregga i cortocircuiti che si generano sul mercato, e quindi la presa di consapevolezza e di coscienza a cui contribuiamo con questo seminario è quella che occorre dare valore a ciò che sul mercato ancora non ha prezzo, perché ne ha tanto, e fra un attimo argomento perché questo fa bene anche alle aziende. Le aziende peraltro hanno capito molto bene che ha valore anche ciò che non ha prezzo nell'immediato, perché faccio un breve inciso su cos'è la sostenibilità per le aziende molto velocemente. Noi possiamo distinguere 3 paradigmi. Il paradigma della charity, cioè facciamo business as usual e poi facciamo una donazione in ottica di così per sentirci bene, e anche per poi magari poter avere la foto sul giornale del fondatore o del manager. La charity non cambia il mondo, la charity anzi certe volte ha bisogno delle ingiustizie per poter essere, perché senza l'ingiustizia, senza l'ineguaglianza non posso fare la donazione. Non è un modello che ci affascina, non è un modello che vogliamo. Sto semplificando molto, ma nel tempo che giustamente mi è dato. Poi abbiamo il modello della CSR, così tanto in voga, della Corporate Social Responsibility o responsabilità sociale d'impresa, dove anche qui, semplificando e andando veloce, il business è condotto as usual, vengono valorizzati 2 tipi di stakeholder, i dipendenti, e quindi tutto il mondo del welfare aziendale, e in qualche maniera l'ambiente, ma con un approccio che noi addetti ai lavori chiamiamo end of pipe, cioè prima di mettere qualcosa all'esterno proviamo un po' a pulirlo. Neanche questo può sostenere lo sviluppo del mondo, perché non cambia il modo di fare business. L'unico modello aziendale ed economico che cambia e ci dà una fiducia nel futuro è quello della sostenibilità, che vuol dire rivedere radicalmente il modo di produzione, mettendo insieme in modo win-win tutti gli stakeholder, l'ambiente, i dipendenti, le aziende con le loro istanze di profitto, ma insieme a tutti gli altri stakeholder. E ci sono moltissimi esempi. Le aziende hanno capito molto bene questo, perché solo l'approccio di sostenibilità minimizza il rischio imprenditoriale, e gli imprenditori di successo sono quelli che minimizzano il rischio. Le aziende che vivono nel lunghissimo termine, prosperano, sono quelle che minimizzano il rischio. Quindi l'atteggiamento predatorio verso il suolo, verso l'ambiente, verso qualsiasi cosa, genera profitti di breve, anche molto molto alti, distorcenti, ma nel lungo termine il sistema economico non sopravvive, implode. Ecco, allora compito gli imprenditori illuminati, le imprese illuminate l'hanno già capito e lo stanno facendo. Compito della politica è quello di affiancare e irrobustire questi circuiti positivi, in modo tale da non solo applaudirli, ma sostenerli e anche farli diventare in qualche maniera un modello per essere affiancati, emulati dalle altre aziende. Noi in management diciamo che le 3 E, ecologico, etico ed economico, ormai si parla, e questo ho trovato grande consonanza col professor Pileri, di estetica nel senso nobile del termine, che non vuol dire bello, mi piace, non mi piace, alla like it del Facebook, vuol dire noi dobbiamo avere aziende e luoghi dove è bello stare, dove è bello vivere. E il Covid, per fare un ragionamento molto attuale, ha rimesso in discussione i modelli di uso dello spazio. Lo dico, forse dopo il professor Pileri ce lo dice, io sono friulana, lavoro in Veneto, ma vado a Milano. Il City Life è in grande difficoltà perché la gente ha scoperto che si può lavorare anche bene dalle case, le aziende si stanno riorganizzando in uno smart working, e questi luoghi di grande concentrazione forse, anzi permanentemente verranno rivisitati e rivisti, cioè le modalità di vivere gli spazi adesso terranno conto dei rischi della pandemia e del post pandemia, e quindi il modo in cui viviamo
non può essere, come dire, segmentato. Ci pensano gli architetti, le aziende pensano a fare soldi e i cittadini ci si mettono in mezzo. Abbiamo una, come dire, una responsabilità nella vita delle aziende, che è la vita delle persone, che deve tener conto di tutto. E le aziende su questo lo hanno capito bene, perché quando si vuol vendere il prodotto, parlo delle aziende eccellenti ovviamente, delle aziende di successo, non della media bassa, no? Della pancia, ma quando le aziende, e cito un esempio molto bello, ma lo faccio senza citare il nome dell'azienda, quando un'azienda in particolare poi è stata seguita in Veneto, ha cominciato a fare pavimenti di legno, recuperando i pali estratti dalla laguna, le bricole, e quindi da una cosa che poteva essere uno scarto, una roba da buttare via, ci ha fatto dei pavimenti bellissimi, ma veramente bellissimi, ed è riuscita a costruirci sopra una narrazione, una storia che parla dei valori di Venezia, del Veneto, della terra. Questo è un esempio piccolino, ma in questo spazio di tempo, per far capire come noi dobbiamo, come aziende, preservare i valori osmoticamente ricevuti dal territorio in cui viviamo. E se viviamo in un territorio che fa schifo, anche i prodotti che vendiamo non parlano di noi, sono copiabili, e quindi c'è un dumping sociale alla rincorsa di un abbassamento del prezzo dove non vogliamo metterci e dove saremo perdenti, perché noi vogliamo tutelare i lavoratori. Dopo il dumping sociale del decennio scorso, questo è il decennio del dumping ambientale, cioè la sfida si vincerà economicamente e socialmente se noi sapremo opporre al modello del dumping ambientale. Che modello è? È il modello di chi mette nei fattori di produzione qualsiasi schifezza senza rispettare l'ambiente. Ecco lo spazio dei cittadini, della politica, delle imprese per evitare questo dumping e incorporare il valore nei nostri prodotti nel modo di fare impresa in una situazione win-win. È un'utopia? No, sta accadendo. Vi posso fare esempi di aziende. Vuol dire che lo stanno facendo tutte le aziende? No, dobbiamo aiutare tutte le aziende ad evolvere verso questo modello, con il lavoro di education che stiamo facendo nelle scuole, nelle università, formando manager a tutti i livelli, ma manager non solo aziendali, anche architetti, ingegneri, biologi e così via, ma anche col ruolo della politica, che è la grande assente. Chiudo, la grande assente perlomeno prendendo seriamente questi temi. Chiudo dicendo un'altra cosa. Sarà un caso, non ho preparato le slide, ma sta qua, adesso la pesco e se comunque la mando al professor Pileri, ma sarà un caso che il Veneto, rispetto ad altre regioni in Italia, ha difficoltà a trattenere i laureati? Cioè, non vedete una correlazione fra il brutto di questa pavimentazione orribile e il fatto che i ragazzi, dopo che hanno scoperto con un Erasmus o andando in giro per l'Italia che ci sono posti più belli dove stare e vengono pagati uguali, sai che c'è? Per lo stesso stipendio sto in un posto dove è bello vivere, ma sarà mica un caso che noi poi non sappiamo come trattenere questi laureati? E allora il ruolo della politica è anche questo: mettere insieme questi aspetti, avere una progettualità che va nel lungo termine. E cosa c'entra questo con le imprese? E come se c'entra? Perché se io voglio portare un manager bravo, laureato in India, laureato a Taiwan, laureato da qualche parte, se gli offro anche, oltre che una sfida imprenditoriale, un contesto dove è bello stare, è più probabile che il Veneto possa attrarre talenti. Ma se il Veneto, oltre ad aver Venezia, ha le schifezze dei capannoni, è più difficile avere una progettualità per questo Veneto, ed è peccato perderlo. Potremmo dire la stessa cosa di altri territori, ma oggi parlando qui in Veneto ci siamo. La politica è completamente assente? No, dall'Europa stanno arrivando segnali anche molto forti, in Italia ho dei segnali positivi, grazie all'opera meritoria di Giovannini e qualche anno che l'Italia ha l'obbligo di fare una legge di bilancio misurando l'avanzamento rispetto agli SDGs. Grazie a Giovannini abbiamo il BES, il benessere equo e solidale. Insomma, chiaroscuri, c'è anche qui un po' di materiale per dire che si deve, su questa piattaforma positiva, continuare a procedere. Le aziende faranno la loro parte perché guadagneranno di più, quindi non sarà difficile convincere, e sulla politica forse dobbiamo trovare qualche leva come cittadini. Grazie, grazie anche a Chiara Mio per questo bell'intervento. E mi chiedo se adesso abbiamo lo spazio per raccogliere alcune domande
da parte dei partecipanti, che possono adesso, credo che Confcommercio stia direttamente raccogliendo, ovviamente le domande si fanno sulla chat e poi o direttamente io oppure qualcuno dell'organizzazione poi le proporrà direttamente ai nostri interlocutori. Nel frattempo che non so se ci sono, come dire, spunti, sono stati molti, mi pare che le 3 relazioni nella loro diversità però convergano su vari aspetti. Allora, se nell'attesa di raccogliere qualche domanda, che probabilmente non vedo ancora in chat, se vogliamo comunque una breve interlocuzione c'è qualche domanda? No, ci sono tanti consensi agli interventi, a tutti e 3 gli interventi, nel senso sono stati interventi molto ricchi e vivaci, per cui c'è stata un'ottima riflessione, per cui parlano come si inserisce il tema dell'economia circolare all'interno di questa riflessione, come vorrei prendere, qual è il modello economico su cui potremmo tendere, per cui un minimo di approfondimento su quanto espresso dalla Chiara Mio. Insomma, queste sono un po' le principali domande che si accavallano tra i nostri ascoltatori, le nostre persone che partecipano agli interventi. Per cui rilanciamo i nostri interlocutori, quindi un po' quale modello economico, ma anche come si può promuovere economia circolare. Penso a economia circolare e consumo di suolo, e ovviamente anche Giorgio Santini, a partire dall'esperienza che stiamo facendo come ASVES, uno dei nostri gruppi di lavoro più dedicato al tema dell'economia circolare, che sapete è l'obiettivo 12 dell'Agenda 2030, e tra l'altro proprio in occasione di questo Festival nazionale porteremo mi pare cos'è il 6 o il 7 di ottobre all'appuntamento nazionale di ASVIT, 2 esperienze, 2 testimonianze proprio di buone pratiche venete per l'economia circolare. Però ecco, rilanciamo intanto i nostri 3 interlocutori, magari partiamo con l'ordine di prima, cioè Giorgio Santini, poi Paolo Pileri, poi Chiara Mio, per riflettere un po' su questo tema. Prego. Giorgio. Brevemente, intanto sono state molto efficaci le 2 comunicazioni, le 2 relazioni che abbiamo sentito, e secondo me disegnano una strada che è assolutamente da percorrere. Insomma, questo il punto adesso sono i tempi e il come, e soprattutto se determinate linee guida che sono state molto ben illustrate diventano in qualche modo diciamo così vincolanti, perché questo è un po' il tema, insomma. Allora, visto dalla politica, c'è il problema che dicevo prima, no? Cioè, bisogna cogliere questa occasione per mettere in campo un sistema che funziona diversamente. E tenete conto dei tempi, delle risorse che abbiamo detto e della capacità anche di progettare questo cambiamento, insomma, che è il punto in genere in cui tutte le buone intenzioni naufragano, soprattutto a livello pubblico e soprattutto in Italia. Quindi qui c'è un problema serissimo che riguarda le regioni, che riguarda lo Stato, che riguarda anche, diciamo così, tutta la pubblica amministrazione e naturalmente tutti i soggetti economici e sociali, che bisogna recuperare una capacità di buona programmazione, ma anche di buona progettazione di questa programmazione, di buona esecuzione. È un punto in genere trascurato, ma vi assicuro, visto anche nella mia esperienza, ho potuto fare appunto esperienze di rappresentanza sociale e economica, ho avuto un ruolo nelle istituzioni, ancora adesso sono impegnato nelle istituzioni a livello territoriale, ma vi assicuro che questo è il punto dove molto spesso tutte le buone intenzioni anche naufragano, quindi qui ci vuole una capacità importante. Poi vorrei sottolineare molto quello che hanno detto entrambi i relatori, in realtà in modo diverso, ma il fatto che la sostenibilità è anche, diciamo così, è una convenienza anche economica e umana in senso lato, insomma, anche economica però. Questo è un punto che non è ancora entrato, guardate, scusatemi, non è entrato purtroppo nella percezione collettiva di questo Paese, nonostante le buone pratiche che ci sono. E questo è un punto su cui appunto l'associazione, l'ASVIS, l'ASVES, tutti i soggetti devono insistere molto. Per esempio il tema, lo ricordava Chiara Mio, della rendicontazione non finanziaria dell'attività delle imprese, cioè che l'attività delle imprese si misura non solo per il conto economico brutale, ma si misura anche per
tutte le altre questioni che sono collegate a questo, il rispetto ovviamente del territorio, il rispetto dei diritti sociali, il rispetto della sostenibilità in generale, e questo deve diventare un sistema. È molto significativo che chi, soprattutto la finanza anche che investe a lungo termine, abbia capito questo, perché è nel lungo termine che casca l'asino, come si dice, quindi è bene, però non è ancora diventato un elemento purtroppo di, così come il rispetto del suolo, come ricordava bene Pilari, non è ancora diventato. Qui bisogna fare un grosso lavoro. L'ASVIS, noi siamo praticamente un'associazione che aderisce all'ASVIS e lo vuole fare nel territorio, quindi lo vuole fare proprio misurandosi con le dinamiche anche micro del territorio, non solo con i temi generali. Bisogna battere su queste due questioni: una pubblica amministrazione che sa progettare in modo sostenibile e i soggetti sociali che sanno costruire una modalità di funzionamento del territorio, dell'economia, dei rapporti sociali in cui c'è un conto che non è solo un conto economico grezzo, ma è un conto che tiene insieme i diversi fattori che abbiamo visto. Ecco, io credo che su questo c'è veramente un grande lavoro. Io non sono pessimista e non sono però neanche tanto ottimista, perché bisogna cercare, penso che ce la si può fare, ma ci vuole in qualche modo un supplemento di consapevolezza. Forse il Covid ci aiuta, forse il Covid, no? Perché questa metafora che noi utilizziamo anche come associazione, cioè che praticamente nei 3 mesi, 2 mesi e mezzo di lockdown, per esempio a livello ambientale si è realizzato l'abbattimento dell'inquinamento, che dovrebbe essere realizzato in via fisiologica, ma si è realizzato perché se sono sospese le attività, è un paradosso che ci indica quanto forte deve essere la scelta, che noi non possiamo migliorare perché blocchiamo tutto, dobbiamo migliorare col sistema però che funziona, e questo è il punto sul quale dobbiamo, credo, concentrarci molto. Ecco, per quanto io commento le 2 relazioni che ho sentito con questo spirito che mi pare va in questa direzione e che deve diventare anche un banco di prova adesso nell'utilizzo di questa strategia regionale, nazionale, europea, che va in questa direzione obbligatoriamente come intenzione, deve andare anche nella pratica. Grazie anche per questo contributo di Giorgio Santini. Paolo Pileri, alcune riflessioni sul tema, temi che sono emersi, ma anche il tema economia circolare, consumo di suolo, ma anche solo ritorniamo alla questione finale del suo intervento, cioè la questione come possiamo realizzare effettivamente la rigenerazione nei contesti urbani senza il consumo di suolo, quali sono i nodi di difficoltà, ma quali sono anche le opportunità. Guarda, Giorgio Santini diceva che bisogna avere capacità. Io, come ho detto, un'altra C l'ho messa io, cioè bisogna lavorare sugli investimenti culturali. Sono quelli che stabilizzano le scelte, le fanno capire. E siamo indietro. Chiara Mio ha detto una cosa straordinaria, bellissima, fantastica, la sposo. Anche Chiara Mio. Come dire, questo è un indicatore straordinario, cioè i nostri giovani che vanno via, laureati, cioè noi spendiamo soldi pubblici, va bene, delle nostre università, delle nostre scuole, va bene, spendiamo soldi per dividere i banchi in 2 per farli andare a scuola, poi quando vanno a scuola, si laureano, li mandiamo via, ma siamo straordinari, siamo bravissimi, ma proprio un Nobel dovrebbero darci, perché siamo capaci di investire nelle migliori risorse che possiamo avere, che è l'uomo. E questa è la C della cultura. E lì bisogna rivedere le cose, ma c'è un'altra C che è importantissima, che è coraggio. Ma, signori miei, qua se non abbiamo coraggio, cioè le svolte non arrivano. Sono dentro anch'io in un gruppo ASVIS, così lo rivelo, faccio coming out. Sono anch'io nel gruppo 15, cara mio, caro Santini. Signori miei, cioè purtroppo abbiamo ancora un vestito che è quello del compromesso. Dalla mattina alla sera, purtroppo la politica, adesso mi rivolgo a Santini politico, ci insegna una cosa falsa, che la politica è mediazione, compromesso, ma perché? Ma non sempre, signori miei, non sempre.
Cioè se l''ndrangheta vuole cementificare, facciamo compromessi, facciamo no, vabbè, tu vuoi fare 100 ettari, no, sai, io sono un politico, dobbiamo fare un po' di mediazione, ne fai 50, ma no, non ne fai 0. Ma stiamo scherzando? Cioè, questa cosa ci vuole coraggio in alcune scelte e questo noi manca. E il coraggio, io credo, per ricollegarmi alle altre C, come dire, probabilmente verrebbe fuori, spillerebbe automaticamente se ci sedessimo su degli argomenti culturali che ci danno forza. Non avendoli è come andare nel buio, come andare nella nebbia, quindi non abbiamo coraggio. Vi racconto un aneddoto. Svezia, alcuni anni fa, adesso le cifre che dico non sono corrette, non sono giuste, ma insomma c'è un grande dibattito, no, sul far pagare alle aziende qualche euro a tonnellata per le emissioni. Avete presente? Uno emette tot CO2 e va sulla borsa di quanto costa la CO2 e paga, e quindi si pulisce la coscienza fondamentalmente, quei soldi e via. Facciamo, adesso la dico così in modo brutale. Beh, insomma, questo costo è qualche decina di euro, adesso non mi ricordo, 10, una volta è 10, una volta è 8, una volta è 15, una roba del genere. C'è un dibattito, si scannano, è troppo, non ce la facciamo, siamo matti. Svezia, politica, ha capito che questo il cambiamento climatico è un problema 10 anni fa, non 6 mesi fa, non durante il lockdown perché se la fanno tutti sotto, perché poi questo che non andiamo avanti con la paura, ma andiamo avanti con la cultura. Cosa ha fatto la Svezia? 100 euro a tonnellata, panico, panico. Le imprese all'inizio hanno detto no, poi hanno capito che era la sfida. Allora, se noi abbiamo delle imprese eccellenti, e le abbiamo sul nostro territorio, hanno vinto delle sfide pazzesche, siamo titolari di brevetti incredibili, il touchpad, cioè lo dobbiamo a un signore che si chiama Faggini, che non si chiama la Silicon Valley senza le nostre invenzioni, sarebbe una Valley probabilmente, va bene? Beh, abbiamo delle imprese meravigliose, dei cervelli meravigliosi e non siamo capaci di fare economia senza consumare suolo. Ma io mi chiedo, ma com'è possibile questa roba qua? Ma com'è possibile? Allora, in Svezia il PIL non è andato a fondo perché il primo ministro ha deciso 100 euro a tonnellata. No, le imprese si sono adattate a questa sfida e sono riuscite a stare in Svezia, a produrre in Svezia e a ridurre le emissioni in modo tale che quanto dovevano pagare non è esploso, non hanno avuto un debito. Capite? Cioè a volte la politica deve avere il coraggio di porre dei limiti per stimolare le imprese che sono capaci, io sono convinto che sono capaci, di riuscire a dare il meglio. Questa è la sfida. Se invece le imprese, purtroppo io lo dico perché ai tavoli a cui ho partecipato anch'io, nelle decisioni anche politiche, perché poi ci chiamano come esperti e vedo che invece tendono a tirare la giacchetta alla politica, che gli piace un casino, che gli venga tirata la giacchetta, per riuscire a ridurre i limiti, fare meno, speculare di più. Queste non sono le imprese che io credo che abbiamo bisogno nel futuro, non ne abbiamo bisogno. Ne abbiamo bisogno delle altre, perché sono i nostri giovani, vanno via, ha ragione la Chiara Mia, vanno via, gambe levate. I miei studenti, cosa che il Politecnico di Milano, la miglior scuola tecnica che abbiamo sul paese, i nostri laureati vanno via. Non possiamo sostenere questo tracollo. E quindi coraggio, consapevolezza, ma non aver paura delle sfide. Il consumo di suolo, ripeto, è la punta di un iceberg. Potrei stare qua ore a parlarvi di biodiversità, di coleotteri o anche di ciclabilità. La ciclabilità ancora pensano che sia il mio vizio, che ho fatto della ciclabilità, come dire, un pezzo del mio stipendio, pensando che io rubi lo stipendio. Non è così. Se noi facciamo una ciclabilità intelligente, turistica, la Germania ci fa 9 miliardi di indotto con un impatto ambientale zero. Noi non abbiamo ciclabilità turistica, a meno. Noi facciamo finta che Jesolo, siccome gli danno la bicicletta ai 2 turisti che vanno lì in albergo, gli danno la bicicletta lì scassata o bellissima, non mi interessa, allora automaticamente quei turisti sono anche cicloturisti e quindi riempiamo rapporti falsi, fatti purtroppo anche dalle camere di commercio, va bene, li consegniamo perché poi abbiamo i percorsi sanitari, io non ce li ho, io non conosco i senatori per cui gli posso dare i rapporti sul consumo di suolo, ma c'è tutta una lobby che invece li conosce e quindi arrivano sul tavolo dei parlamentari dei rapporti falsi su quello che è il turismo, che invece non è il turismo a impatto zero, ma è un turismo drammatico che va corretto. Allora anche questo dico l'ultima cosa,
la cultura, le conoscenze, purtroppo oggi sono state nel passato, ahimè, molto impermeabilizzate. Noi non riusciamo più, noi che facciamo ricerca, a parlare con chi decide, non riusciamo più, non riusciamo più. Cioè, guardate che mi capita spessissimo nei dibattiti con importantissime figure politiche di questo paese che mi dicono che hanno preso alcune scelte perché il loro nipote gliel'ha suggerito, loro nipote. Ma io dico, loro nipote, ma stai scherzando, vero? Stai scherzando? Voglio sperare che tu stia scherzando. Sei il presidente di una regione, tu prendi una decisione perché è tuo nipote. Quando hai sul territorio 5 università che sono eccellenti in tutto il mondo, ma cosa stai facendo? Eppure questa cosa viene detta come se fosse giusto. Bellissimo, fantastico. Avete uno straordinario docente a Padova, si chiama Fabrizio Tonello, che ha segnato sia in America che insegna a Padova, sia ancora insegna a Padova, che ha scritto un libro meraviglioso, Le età dell'ignoranza. Bellissimo, in cui gli fa vedere come tutti questi meccanismi che dovrebbero essere corretti e di cui dovremmo vergognarci, diventano invece dei punti, capito, di forza. Ecco, noi dobbiamo sovvertire questa cosa. Dobbiamo sovvertirla e per sovvertirla io credo che davvero bisogna investire in cultura, la gente deve capire cos'è il suolo, deve capirlo e amarlo, e amarlo. Ecco perché secondo me bisogna andare in giro a piedi e in bicicletta, non per la bicicletta che non me ne frega niente, ma perché bisogna riportare le persone a conoscere le cose. Ciao Confcommercio. Grazie a Paolo Pilieri ancora per questa sua riflessione e che comunque ripassa anche un po' la palla alla professor Mio, insomma, sul ruolo delle imprese, insomma, con un approccio diverso, però ecco, quali prospettive, insomma, anche si diceva dalla chat, no? L'economia circolare, il modello, cosa ci può dire ancora brevemente, insomma, su come ci stiamo muovendo in Veneto rispetto a questo? 4 cose e una personale, vorrei avere altre occasioni di dibattere col professor Pileri perché veramente c'è una assonanza, condivisione e poi con Giorgio Santini che traduce tutto questo in politica, una meraviglia, quindi grazie a Confcommercio veramente. Allora, 4 cose molto circoscritte per non abusare del tempo. Uno, a livello culturale, questo io lo chiamo appiattimento verso il basso, no? Cioè un sistema economico, un sistema decisionale che invece di al simile Svezia, nell'esempio fatto dal professor Pileri, emula i champions che hanno un modello di sviluppo sostenibile già agito, cerca di tutelare le peggiori performance e quindi si tira per la giacca il sistema decisionale per appiattirci verso il basso. Ecco, su questo qual è il contributo che voglio dare? È che nel modello della sostenibilità, anche qui tagliando con l'accetta il contesto economico, noi possiamo distinguere 3 tipi di settori. Settori sostenibili per definizione, per esempio il fotovoltaico, l'eolico, alcuni settori sono by definition sostenibili. Settori non sostenibili per definizione, chi lavora con le fonti fossili, insomma è difficile pensare che faccia sostenibilità, e poi in mezzo c'è la grossa parte dell'economia in transizione, dei settori in transizione. Allora, noi dobbiamo distinguere le aziende dentro questo mondo della transizione che hanno già adottato paradigmi sostenibili, da invece il grosso che fa fatica. Allora, l'approccio corretto dal punto di vista economico e sociale è quello di dare un tempo alle aziende per adeguarsi, sostenendo a livello sociale ed aiutandole il momento della transizione, ma scaduto il tempo bisogna tirare le somme, cioè noi non possiamo frenare la transizione perché la pancia, il grosso fa fatica. Il compito della politica è dare i tempi, ormai i tempi sono stringenti. Io socializzo anche i costi di questa cosa, perché il costo di un sistema, anche perché i costi emergenti dei disastri sono maggiori dei costi della prevenzione, quindi ha senso a livello pubblico sostenere i costi della transizione, ma con dei passi precisi e con dei cut-off. Scaduto questo, entra il mercato, entra la selezione naturale, cioè non esiste che noi facciamo fatica, poi è arrivato il Covid, ma a far entrare l'abolizione della single used plastic, della plastica monouso, perché abbiamo la filiera della plastica. Allora si dà un tempo alla filiera della plastica per adeguarsi alla plastica biodegradabile, alla plastica bio. Scaduto il tempo, signori, non ce n'è, non siete più sul mercato, basta. I costi della transizione vi aiutiamo, avete dei fondi per adeguarvi, scaduto il tempo, c'è il pianeta, voi volete restare indietro, pazienza. Cioè, l'economia in transizione va guidata. Seconda annotazione, se mi chiedeste una ricetta, ne avrei una
L'ho detto, anch'io sono poco ascoltata, Paolo, quindi siamo in due, poco ascoltati, ma insomma fastidiosi, e mi davano dell'esoterica quando mi occupavo di queste cose 25 anni fa. Adesso sono un po' più di moda, ma sempre fastidiosa. Il suggerimento che io do è quello di introdurre per legge, non solo, Giorgio, la DNF, la dichiarazione non finanziaria, la disclosure sui temi ESG, ma per legge una quota importante della remunerazione variabile dei CEO, degli amministratori delegati dei primi livelli, legati a indicatori ESG, legati a indicatori ambientali e sociali. Se per legge una quota importante del variabile di queste persone è legata a indicatori, e magari diamo anche un set, diamo delle linee, vedrete che in automatico le aziende si allineano, perché what you measure is what you get. Misuri certe cose, gli dai un variabile su questo, state tranquilli che magicamente aumenta la sensibilità su questi temi. Terza considerazione sulla DNF, avremo un importante aumento di comunicazioni e di aziende che volontariamente lo faranno. Volontariamente l'Europa ha obbligato le banche entro il 2021 ad affidare i loro clienti valutando anche i temi ambientali. Perché in pancia l'Europa dice: guarda che se tu banca hai in pancia crediti concessi ad aziende con dei rischi ambientali, hai in pancia dei crediti deteriorati. Siccome bisogna fare bene questo assessment, le aziende devono fare disclosure, anche le non quotate. Quindi l'Europa su questo ci sta dando un ritmo e c'è poca consapevolezza, ma l'Europa è implacabile. Cioè a un certo punto esiste e non c'è possibilità di farne a meno. 31/12/2021 questa cosetta qua, quindi domani mattina, insomma. Economia circolare è anche molto conveniente per rispondere allo stimolo della Confcommercio, cioè forse il professor Pileri ha i dati, ma quant'è il volume d'affari della riqualificazione dell'esistente senza consumare suolo? Non è che stiamo dicendo che l'economia si ferma, c'è un mondo, pensate all'ecobonus, anche le provvidenze che ha messo a disposizione per certe riconversioni. Quindi non è che si ferma l'economia con la circolarità, anzi si reinventa e si dà valore a quello che qua si misura l'impronta ambientale. Per cui direi che è una situazione di win-win che dobbiamo cogliere, e attenti. L'economia circolare richiede all'Europa di normare quello che torna a sottolineare la concorrenza sleale dei paesi che non hanno la nostra sensibilità ambientale e sociale. Qualche volta le associazioni delle aziende, delle imprese invocano questa concorrenza sleale come freno per non fare. In realtà dobbiamo fare il contrario, continuare ad aderire a questi modelli e agire con dei dazi sulle merci importate che non rispettano standard ambientali e sociali, cioè proteggere e nel senso livellare verso l'alto le nostre produzioni. Quindi se ci arrivano dall'estero beni prodotti in dispregio delle norme ambientali e sociali, sai che c'è, come c'è la carbon tax, c'è anche la social tax, l'environmental tax, e non siamo riusciti a tassare le imprese dell'intangible, dei bit, magari riusciremo a tassare le imprese che usano male il suolo e la terra, visto che è di tutti noi. Grazie, grazie anche a posso fare una micro aggiunta? Prego. Perché siccome vanno molto di moda, anzi dopo post-Covid sono stati praticamente, come dire, la grande coniglio fuori dal cappello della politica, i bonus. Allora, perché quello che diceva Chiara Mio, me l'ero segnato e volevo dirlo, poi mi sono dimenticato, ma adesso Chiara Mio, come dire, in qualche modo le faccio anche una domanda. Allora, io sono infastidito da tutti questi bonus che fondamentalmente danno soldi a tutti, alla qualunque, nel senso che tu hai un curriculum green o tu hai un curriculum black, fa niente, prendi il bonus lo stesso. Ma allora scusate, l'impresa o il cittadino perché devono comportarsi in modo virtuoso se poi arriverà, come dire, da qualche parte il condono, perché alla fine sono condoni, queste cose, sempre quella logica lì. Quindi drammaticamente anche il bonus bicicletta che mi ha fatto molto arrabbiare, nonostante io ami molto la bicicletta, se ci pensate è terribile, perché ha dato dei soldi per una pratica virtualmente sostenibile, ma senza nessun parametro che poi controlli l'effettivo utilizzo di quella bicicletta. E quindi cosa serve? Niente. Quindi anche quelli che, voglio dire, hanno 5 auto diesel si sono indaffarati a comprare una bici, perché tanto non fa mai male averla in cantina, voglio dire. Allora,
questa logica del bonus, io credo che se non è governata da indicatori di prestazione ambientale che premiano anche la costanza di chi investe e di chi adotta comportamenti sostenibili, credo che siano davvero io credo che sia un appiattimento verso il basso, come diceva Chiara prima. Però sono facili da fare, sono soldi che entrano in tasca subito ai cittadini, capito? Che ti votano poi. Terribile. Posso dire una cosa velocissima su questo? Io condivido al 100%, se fosse possibile anche al 200% le cose dette, quindi non è questo il tema. Io sono stato veramente scioccato nella mia prima esperienza, primo anno della legge di stabilità, di cui ero relatore, perché erano stati inseriti, forse vi ricordate i forconi, queste cose qui, è stata inseriti un po' la riduzione dei SAD, no? dei sussidi ambientalmente dannosi, d'accordo? Che sono circa 19 miliardi. C'è stata in Italia una rivolta sociale, cioè soprattutto nel nord Italia in particolare, insomma, nelle nostre zone produttive, eccetera, eccetera, e naturalmente in maniera molto capitanata anche dalle associazioni, che ovviamente hanno a cuore i loro associati, parlo di alcune associazioni insomma, legate ai trasporti, legate anche all'agricoltura purtroppo, eccetera. E la cosa siamo nel 2020 e ancora è un tema ancora sul tappeto, insomma, questi 19 miliardi sono ancora lì. E adesso mi pare che nel discorso del recovery plan si parli di dare un tempo, come diceva bene Chiara Mio, cioè ridurle in rapporto all'introduzione di altre modalità insomma, di energia per queste realtà economiche, però cioè, questo è il tema sul quale adesso per esempio mi pare, per quello che si può capire, che il 110% mette dei paletti, diciamo, qualifica un po' questo sussidio, insomma adesso questo aiuto che si danno, questa detassazione che c'è, eccetera, eccetera, questo grosso contributo che c'è, quindi diciamo ci stiamo muovendo un po' in quella direzione, però le questioni hanno bisogno di quella spinta, quindi voglio solo sostenere la tesi, hanno bisogno di quella spinta perché quando poi, l'abbiamo visto anche con la plastica, come ricordava bene la dottoressa Chiara Mio, quando poi si va al bilancio quotidiano delle aziende, no, e anche delle famiglie, se non c'è una appunto cultura da un lato, ma anche una transizione che vada all'obiettivo ma dia anche delle alternative, purtroppo nascono poi le rivolte e sostanzialmente le rivolte creano poi problemi di retromarcia molto molto pericolose che sono avvenute 3-4 volte in una legislatura su questi temi, purtroppo, su temi importanti, per motivi proprio che poi chi ha in mano, chi governa deve avere anche un minimo, no, tiene conto purtroppo anche di queste cose obbligatoriamente. Quindi bisogna cambiare questa cultura, sicuramente del galleggiamento, bisogna anche però costruire alternative molto solide, insomma, no? Che stanno venendo fuori e che vanno fortemente sostenute in termini di strategie di sostenibilità, come dicevamo prima. Grazie Giorgio. Chiara Mio vuole darci un'ultima battuta, se no rispetto a queste ultime cose. No. Allora passai la parola a Eugenio Gattolin per alcune riflessioni conclusive di questo seminario, anche perché poi a mezzogiorno dobbiamo chiudere necessariamente perché poi il professor Mio ha un nuovo corso e anche i molti ragazzi che sono presenti hanno altri appuntamenti e quindi terminiamo alle 12 in punto. A te Eugenio per alcune riflessioni conclusive. Beh, più che conclusive sono alcune riflessioni possibili da fare all'interno di questo incontro veramente molto ricco. Lo si poteva immaginare, visto le persone coinvolte, Giorgio, Paolo Pilleri, Chiara Mio, insomma, e anche Matteo, tutte persone che comunque da sempre, da tempo, sono sempre impegnate a fare azione di cambiamento politico, da una parte cambiamento, da stimolare il cambiamento all'interno che riguarda anche le scelte che dobbiamo fare. Oggi ognuno di noi è responsabile, ognuno deve prendere la propria responsabilità nel contesto in cui opera e per le competenze che ha.
nostro impegno è quello di tentare di risvegliare da una parte la politica rispetto a questi temi, e in particolare anche nel messaggio che abbiamo dato recentemente, prima delle elezioni regionali, abbiamo sollecitato pesantemente, e questo lo richiameremo anche a brevissimo, la necessità di tradurre in azioni concrete quei protocolli che sono stati sottoscritti, quello con l'ASVES, che ha visto coinvolto di fatto il sistema delle organizzazioni, non solo di categoria, ma anche della società civile. Di fronte a un protocollo di questo tipo dobbiamo adesso coniugare con le scelte concrete, quotidiane, in una logica però di lungo periodo. La politica siamo abituati a vederla che ragiona ormai non nel breve, nel brevissimo periodo, nell'oggi. Noi dobbiamo avere il coraggio di guardare con una visione più ampia, anche noi come organizzazioni di categoria, accompagnare, aiutare le imprese a creare un po' di più cultura e di capacità di visione un po' più ampia e più lunga rispetto alle necessità che ci sono, su cui dobbiamo comunque trovare delle risposte a breve. Consapevoli che non ci si salva da soli, prendo alcune frasi estremamente significative. Oggi ne siamo più consapevoli di prima. Anche oggi con il Covid forse abbiamo riscoperto il senso di cosa vuol dire essere globalizzazione, di essere di condivisione, di coraggio di cambiamenti. Questo periodo ci aiuterà forse a risvegliare e essere consapevoli che le scelte oggi, per fare delle scelte non abbiamo troppo tempo, abbiamo poco tempo, per cui mettere insieme il tempo, la necessità di fare scelte, il coraggio, il cambiamento, tutte le C che avete sottolineato, la cultura, su questo noi dobbiamo essere chiamati a intervenire con molta pesantezza e con molta urgenza. È significativo che parliamo sempre di Recovery Fund quando nasce all'interno del il vero nome era la Next Generation, cioè provvedimenti che vanno a creare vera sostenibilità, che guardano nel medio-lungo periodo per le nuove generazioni, a partire da oggi pensando a quello che succederà domani. Sarebbe meglio ripristinare questo termine, a volte le terminologie aiutano anche a capire il senso anche delle scelte che devono essere fatte, cercando di correre verso questa sostenibilità attraverso le azioni concrete. Diciamo, non c'è tantissimo oggi da concludere, c'è molto da aprire più che altro, per cui l'impegno che vogliamo avere è quello di continuare ad agire, a promuovere delle scelte operative che siano su questa linea, tenendo presente che questo è anche economicamente vantaggioso. Se vogliamo guardare il medio e lungo periodo, come spiegava benissimo la professoressa Mio, per cui il coraggio delle imprese di muoversi verso questa linea con molta velocità, dall'altra quello di stimolare la politica a fare delle scelte che siano coerenti con quanto viene ormai affermato e condiviso teoricamente in più momenti. È diventato un po' di moda la sostenibilità, bisogna anche preoccuparsi quando purtroppo si usa e si rischia di abusare di questo termine, non si va a coniugarlo poi con le azioni concrete che vengono definite. Per cui da parte nostra un grazie per le importanti riflessioni che ci avete dato, un grazie per il contributo che state dando ciascuno al proprio posto a creare fare una crescita maggiore della nostra società in linea con una maggiore sostenibilità. Dall'altro l'impegno da parte nostra di proseguire queste riflessioni e poterle tradurre da una parte insieme con i nostri associati nel poter sperimentare, come già si sta facendo, delle azioni concrete e precise a partire dalle città, dalle reti, delle imprese, del sistema del commercio, del turismo e via. Dall'altro alla politica nel poter far sì che vengano tradotti concretamente con coraggio queste idee, queste proposte, queste riflessioni e questi documenti, insomma, che sono frutto di un grande lavoro, che per noi devono essere una guida importante operativa. Da questo punto di vista io direi insomma di lasciarci per riprendere a breve, magari misurando anche noi le azioni che saremo in grado di fare sia dal punto di vista con le nostre imprese, sia nei territori, ma anche con la politica. Questo è un impegno che prendiamo direttamente. Grazie. Bene. Grazie anche al
Eugenio Gattolin. E allora possiamo chiudere qui questo webinar, ringraziando ancora tutti i nostri relatori e dandoci appuntamento come ASVES. Noi abbiamo numerosi appuntamenti in questo periodo dentro il festival. Già mi pare giovedì sul tema della filiera del lavoro, la filiera sostenibile, poi di nuovo sul consumo di suolo lunedì prossimo, insomma, quindi ASVES, www.asves.it ci trovate i numerosi appuntamenti che abbiamo organizzato e quindi speriamo di rincontrarvi per chi vorrà in questi ulteriori incontri e buona continuazione. Allora un grazie a tutti ancora e ovviamente a Confcommercio per l'ospitalità e per questa collaborazione che abbiamo attivato con l'incontro di oggi tra ASVER e Confcommercio. Speriamo che possa portare contributi positivi nella direzione di una più attenta e responsabile cultura della sostenibilità, ma anche per una risposta concreta appunto alle imprese ad agire nella direzione di un mondo più sostenibile. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Grazie, grazie a tutti. Però Chiara. Aspettiamo che escano tutti, così siamo sicuri. Bene, sono andati via i nostri due, siamo rimasti noi tre. Gattolin, grazie della collaborazione, veramente importante. Cerchiamo adesso di farla valere con la regione perché sì, è questo. Hanno i numeri per fare quello che serve, quindi adesso non c'è più alibi per nessuno. Oggi possono fare veramente delle scelte senza tante promesse. Cerchiamo di fargliele fare bene queste scelte. Sì. Comunque vedremo un attimo adesso. Noi ci risentiremo a breve perché penso che questa sia una collaborazione che deve proseguire in modo tale da poter anche confrontarci e man mano cercare di trovare quegli interventi, quelle azioni, quelle pressioni necessarie per trasferire poi anche al basso e all'alto, nel basso e nell'alto, queste importanti note sul lavoro. Basta, vi saluto e buona giornata. Buon lavoro. Grazie ancora per la disponibilità, davvero. Saluti, arrivederci a tutti. Grazie.